Ciao ragazzi, queste persone sono appena tornate dalla prima escursione di Moonlight Lessinia. Siamo nella zona di Erbezzo, questa è Malgarambado, una struttura nuovissima, restaurata, aperta al pubblico da circa un anno ed è stato il punto finale di questa passeggiata che è durata un'ora e mezza. Ritrovo nelle vicinanze di Passo Fittanze e poi alla scoperta di angoli seminascosti della Lessinia, soprattutto di sera. Una passeggiata al chiaro di luna perché questo è lo scopo di Moonlight Lessinia, per ammirare la montagna veronese da un punto di vista molto diverso rispetto al solito. E devo dire che le emozioni non sono mancate. Tutti alla partenza abbiamo guardato subito in su, alla luna, il motivo per cui eravamo lì, di sera pronti ad affrontare una camminata sicuramente diversa. Torcia alla mano o in testa abbiamo seguito Gianmarco ed Elisa, le nostre guide, che ci hanno accompagnato a conoscere tanti aspetti della Lessinia spiegati al chiaro di luna, arricchendo così ancora di più il carico di fascino della montagna veronese, perché sentir parlare di tradizioni, pozze d'acqua, storie di sopravvivenza rurale raccontate in un contesto così inedito non è affatto cosa di tutti i giorni e nemmeno di tutti i luoghi, per la verità. Marco, sono emozioni sorprendenti. Tra l'altro vedere la città là in fondo illuminata è qualcosa di spettacolare. Che emozione ti dà una passeggiata del genere? Guarda, impagabili, perché sei a 2 passi dalla città, ma sei in un luogo magico, con queste incredibili, diciamo, luci e ombre, con questo camminare in silenzio, veramente spettacolari. Dobbiamo dire che la telecamera dello smartphone non rende giustizia alla bellezza e alla luce che c'è qui, perché io faccio un po' fatica, però si vede come, non dico come di giorno, però è veramente sorprendente. La Lessinia a chiaro di luna è qualcosa di stupefacente. Assolutamente, anche camminare e avere l'ombra della luna. L'ombra della luna è un qualcosa a cui non siamo più abituati neanche a vedere, in città sono cose che non ci appaiono più. Noi stiamo camminando proprio alla luce della luna con la sua ombra, fantastico. Da dove arrivano tutte queste persone? Guarda, non solamente dal Veronese, vengono anche dalle province limitrofe e è capitato anche di avere lombardi, emiliani, e quindi l'areale ormai dei partecipanti a queste iniziative è sempre più vasto. Qui dietro ci sono alcune delle persone che hanno materialmente messo in piedi questo evento, voluto da Talessina.com con il supporto del Consorzio Monte Veronese DOP, con l'associazione Vinnaturi, Vini Naturali, con il Parco Regionale Naturale della Lessinia. Insomma, uno sforzo comune per far vivere delle emozioni diverse. E devo dire che chi è venuto qui non è soltanto veronese, anzi sulle 75 persone circa che sono intervenute c'è praticamente un'equa distribuzione, metà e metà tra veronesi e non veronesi. E io ho raccolto qualche impressione andando a sentire che cosa stavano provando mentre camminavano. Com'è questa passeggiata? Stupenda, con un chiaro di luna così, è fantastico. È anche romantico. Come? È anche romantico. Beh, romantico, Pace. sì, pace. Silenzio. Di dove siete? Noi di Verona. La conoscevate la Lessinia sotto questo punto di vista? Oddio, frequentata no, conosciuta sì. No, ci accorgiamo di tutte le cose che ci dice, che sono tutte cose che non sapevamo. Per cui molto interessante. Sapete che ci sono gli gnocchi sbattuti adesso, vero? Quello lo sappiamo. Quello lo sappiamo e li conosciamo. Bellissima. La conosceva la Lessinia? No, proprio una sorpresa, una bellissima sorpresa. E poi di notte se l'aspettava? Ancora meglio perché non c'è vento, c'è una temperatura eccezionale, camminando non c'è freddo, quindi perfetta. Sai che adesso si va in Malga Sì. a fare una cosa ludica, Siamo vero? per quello. Eccola, sapevami. Da dove? Da Gambellara. Ah, beh, non molto lontano comunque. Adesso va un'ora e mezza per arrivare qua. Valeva la pena però, dai. Sì. Devo mangiare. Certo. Devo mangiare. Andiamo. Si chiama? Matthew. Matthew, non è di qua. No, sono proprio australiano doc. Mi ha fatta di strada per ammirare la Lessinia. Questo posto qua è bellissimo. È la prima volta? Sì, esatto, sì. Cosa le sembra? Spettacolo. Sì, mi piace tanto tipo le storie dei malghe, i formaggi, roba così. Però parla bene italiano. Grazie. Ma è innamorata dell'Italia? Vive qui? Sì, vivo qui adesso. Sono sposata italiana da Vicenza. Ma parla anche in dialetto? Go sposato? Esce quello che esce. Dov'è la moglie? Dov'è? Eccolo qua. Là. Ecco
piccole Te l'hai cose. stata bene? Ascolta, e gli hai spiegato cosa sono i gnocchi di malga? Certo, li conosce, Li conosci già? certo, E cosa dice? che sono molto buoni, infatti siamo qua per quello anche. Ecco, Australia Ecco. fate più in là di che. Ecco. L'ora e mezza di passeggiata è letteralmente volata via, in un'escursione per nulla difficile, con punti di sosta e relative spiegazioni perfettamente distribuiti lungo il percorso. Insomma, una camminata divertente che tutti hanno mostrato davvero di aver gradito. Anche perché tutta questa bellezza da gustare con gli occhi avrebbe poi lasciato il passo a quella da gustare al palato. Ma il Garabalda ci stava aspettando e la famiglia Lavarini aveva in serbo un classico menù da Lessinia a base di formaggio monteveronese, gli immancabili gnocchi sbattui, sempre uno spettacolo da veder nascere e poi da assaggiare, e come secondo polenta a capriolo. Moonlight è una rassegna che abbiamo ideato con Alta Lessinia per far conoscere tutte le realtà del territorio, per fare rete tra chi c'è e chi ci crede. Quindi abbiamo messo insieme la possibilità di fare un'escursione un po' insolita, in notturna, con le guide di Aigae, una collaborazione con Vinnatur e il Monte Veronese per scoprire l'enogastronomia e perché no ci facciamo ospitare in uno dei rifugi della Lessinia, in questo caso Malgarambalda. Le uscite si fanno il giorno di luna piena, qualsiasi sia il giorno, quindi anche nei giorni feriali, e quindi non ci facciamo spaventare dall'uscire e tornare a casa tardi, noi vogliamo vedere la luna piena e apprezzarla nel nostro territorio. Quello che vogliamo fare è portare gente in Lessinia e farle scoprire, insomma, che non è solo una passeggiata, ma che ci si può fermare, si può scoprire. Ci sono tante tradizioni del Monte Veronese, quindi abbiamo delle tradizioni di prodotti tipici, abbiamo dei vini nelle valli di accesso alla Lessinia e poi tante curiosità e storie da scoprire e che le nostre guide ci raccontano tutte le volte che usciamo. Tutte le escursioni saranno diverse e andremo a mangiare sempre in rifugi diversi della Lessinia, si accomuneranno tutte per la parte di camminate, per la parte di cena, seguite dalla presentazione di una cantina Vinnatur diversa e da un formaggio del Monte Veronese di un caseificio diverso. Quindi voglio camminare. Eh sì, una piccola camminata. Qua dentro, ragazzi, queste malghe, dove che vedo ancora le finestre di una volta, dove chi le versea la sera perché mette il latte ad affiorare e l'aria, aprendo la finestra, veniva dentro e la raffreddava il latte e faceva la panna. Vedo ancora questa roba qua, mi viene da piangere di una volta. C'è una poesia che non dobbiamo perdere, è una cosa che dovremmo riscoprire, perché adesso qui è bellissima, ma è un ristoro, dove che la gente veramente comunque viene e conosce la Lessinia, vede dei posti veramente unici, perché sono anche è isolata come Malga, no? Però a me piacerebbe che facesse il formaggio, che mettesse il latte e la fermi come una volta. Speriamo che qualche caso rimanga. Quando vedi un formaggio giallo, che te vedi l'erba delle vacche, cioè te vedi il colore dell'erba che lega a mangiare le vacche, che è nato qua, trasforma qua, è una roba veramente ormai unica. Parliamo del 3000 forme all'anno, cioè è un oro del Monte Veronese, il formaggio di Malga, hai capito? Lo facciamo, siamo solo in 3 caseifici che lo fanno, però c'è. Cioè quando uno fa un giro e siamo sera, c'è una luna fantastica, non ci sono le luci, proprio è oscurità totale, vedi solo le stelle, vedi solo qualche ombra, cioè vedi l'erba però, la vedi anche adesso, perché è vicina come la mucca la mangia, no? Rischi di trovare anche qualche mucca in giro perché non ancora sono tutti tornati alla stalla, per cui questo qua è oro, c'è un formaggio che è unico, c'è poco da fare, è una cosa che va mantenuta. Il formaggio monteveronese è uno dei partner di Moonlight Lessinia, insieme a Vinnatur, un gruppo di produttori di vini naturali che accompagnerà tutte le cene. Ogni volta un produttore diverso e per la prima c'era la cantina Filippi di Soave, con un vino dal nome che è tutto un programma. Dovete sapere che Moonlight Lessinia in realtà è anche un simposio dei grandi cultori della storia, perché durante il tragitto ho sentito gente che parlava degli Ostrogoti, dei Visigoti. Allora mi sono accodato con una digressione particolare, Ostrogoti e Visigoti, invece noi disquisiamo del vino da Botti e lo facciamo con chi questo vino lo produce, che è Filippo. Cos'è questo vino, Filippo? Questo vino è
È Garganega, praticamente, un vino prodotto a Soave, nella collina di Soave, dalle nostre migliori uve, 100% Garganega. Cosa vuol dire vino naturale? Vino naturale vuol dire che ha pochi solfitti, è prodotto in maniera artigianale, ha i lieviti indigeni, quindi e non vengono aggiunti sostanzialmente dei prodotti diversi. Prodotto comunque da agricoltura possibilmente biologica o biodinamica, e quindi tutto un processo. Perché crederci? Perché è un vino sano, fa bene alla salute, non disturba, è facilmente abbinabile anche nei pasti, e se ne può bere anche con una certa quantità. Esatto. Ma ricordatevi che queste serate si fanno solo con la luna piena. Era Riccardo? Assolutamente, yes. Ma è una luna piena ricca di vita e soprattutto di incontri, perché questo è lo spirito di Moonlight Lessigna, vero? Sicuramente. Moonlight Lessigna nasce con lo scopo di far vivere alle persone delle esperienze uniche, ma soprattutto di scoprire persone, luoghi e sapori che solo qua in Lessigna ci sono. Anche perché dietro i sapori ci sono le persone, e questo va rimarcato. La gente della Lessigna ha dei valori a sé stanti che vanno scoperti, vero? Dietro i sapori ci sono le mani di persone che lavorano questa terra tutto il tempo dell'anno e che fanno sì che queste cose siano effettivamente buone e autentiche. Allora, sono 11 appuntamenti in tutto, nel sito Alta Lessigna ci sono tutte le date, vero? E Riccardo brinda e mi non mi ha anche portato fuori il bicchiere. Ti chiedi da domandarglielo prima, Sì, però. Sì, gente della Lessigna. Sì.